Ci proponiamo di dare un contributo al lancio internazionale, al potenziamento dei mercati internazionali del distretto della giostra. Tutti salgono in giostra, ma non tutti sanno dove le giostre si producono. Eppure la filiera della giostra in Veneto rappresenta un piccolo grande miracolo economico in grado di esportare tecnologia, creatività e divertimento in tutto il mondo. In Veneto gli addetti totali, oltre al distretto della giostra, sono circa 3.000 e siamo tra il 70-80% della produzione Made in Italy. Il 90% è la quota di esportazione che abbiamo ogni anno in tutti i parchi, dico, parchi del mondo. Un comparto che fonda le sue origini in Polesine e che si racconta per la prima volta attraverso un progetto audiovisivo finanziato dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Sicuramente verrà utilizzato nelle fiere internazionali a cui il distretto partecipa, le aziende del distretto partecipano. Immagino anche che possa essere per esempio le Olimpiadi o altre situazioni in cui ci possa essere un aspetto di internazionalizzazione. Ultimamente il distretto si è buttato anche tipo negli Emirati Arabi, per cui e tutti i paesi anche dei BRICS. Se l'obiettivo del video è contribuire ad accrescere la notorietà del distretto, a rafforzarne la posizione sui mercati internazionali, sarà un lavoro di squadra che parte anche da una presa di coscienza della forza di questo comparto da parte degli stessi elementi che la compongono. È un mondo molto variopinto, la parte principale sono proprio piccole imprese, imprese artigiane, anche e soprattutto per alcune tipologie di lavoro. Ovviamente poi ci sono anche alcuni driver, alcuni player importanti che sono imprese più strutturate, ma comunque la dimensione è tutta diciamo medio-piccola. Qual è quindi l'ambizione? È quella di far sì che queste imprese in qualche modo, in qualche forma possano cominciare a lavorare in squadra.